è una volontà da parte di tutto il Consiglio di amministrazione della Fondazione Federico II di voler avviare un progetto artistico, proprio con questo progetto di street art, per cercare di far valere quelli che sono i valori della legalità con dei personaggi simboli. Cominceremo da Paternò, che è la mia città, che ha fatto parte del Triangolo della Morte, quindi una città simbolo, dove cercheremo di contrastarla con una figura come Piersanti Mattarella. Questa stessa cosa sarà fatta anche in altre province, in altre città, quindi tutte le 9 province saranno rappresentate da persone simbolo che hanno contrastato la mafia. Riteniamo che successivamente potremo fare anche una strada che si chiamerà la strada della legalità e faremo anche dei libri dove vorremmo raccontare la storia della città, ma anche delle persone che hanno combattuto il fenomeno mafioso. Le iniziative sotto il profilo di quello che è il fenomeno mafioso, una di queste è proprio quello dello street art. Abbiamo fatto anche altre iniziative come delle sfide contro quello che è un fenomeno diffusissimo che è quello del femminicidio, o altre per quanto concerne ad esempio l'integrazione. Noi durante la giornata di oggi racconteremo quelli che sono dei progetti di inclusione che faremo con dei ragazzi specialissimi che inseriremo proprio all'interno del percorso, quindi ci daranno una mano specie nei mesi estivi e sicuramente saranno utili e riteniamo che sia una cosa assolutamente bella sia per loro che per le loro famiglie. È la prima volta che si fa questo protocollo, è la prima volta che ci saranno questi tutor, stage, chiamiamoli come vogliamo, e siamo assolutamente fieri del lavoro che stiamo facendo, anche in virtù non soltanto delle voci ma di quelli che sono i numeri assolutamente confortanti, con un oltre 30% in più rispetto al passato. Questo di Paternò, così come quello delle altre province, consiste nel prendere degli artisti di strada che su alcuni edifici, in alcune zone sensibili a determinati temi, saranno raffigurate delle persone che noi riteniamo delle persone simbolo. Io ho scelto Piersanti Mattarella e ogni componente del Consiglio di amministrazione nella propria provincia proporrà delle figure che hanno contrastato il fenomeno mafioso, oltre chiaramente Falcone e Borsellino, ma tanti altri che hanno partecipato, e mi viene da pensare a Boris Giuliano piuttosto che Carlo Alberto Dalla Chiesa e tutti coloro i quali sono state vittime di questo grandissimo fenomeno mafioso. Quindi cercheremo noi di essere presenti sul territorio con anche un sistema di videosorveglianza per evitare che queste opere possano essere rovinate l'indomani dalla loro realizzazione, e ci auguriamo che anziché la gente avere come mito il capo dei capi piuttosto che il Gomorra di turno, possa avere dei miti che sono assolutamente differenti, come quelli che hanno perso la vita durante gli anni di piombo. Tutti coloro che si trovano qui per raccontare quella che cominciando dal primo punto è relativo probabilmente a sono sensibili per poter contrastare questo fenomeno, come tanti altri. Quando questo percorso sarà finito, il Presidente della Commissione regionale antimafia, che non solo promuove il ricordo, ma che soprattutto promuove la memoria, perché la differenza tra tanto la casa di Matteo Messina Denaro, la scuola, che è ancora viva, ancora c'è, è presente, prova a nei confronti dei mafiosi, non solo della mafia come fenomeno sociologico, ma dei mafiosi, avere un nuovo sistema di convivenza e di con la differenza che tu tutta questa cosa la gestisci. un applauso e di provare anche a coloro che la storia di gente come Piersanti Mattarella, ma per quelle che sono quelle figure che hanno contrastato sacrificando realmente la loro vita, riteniamo che dove noi potremmo dare l'opportunità anche ai visitatori all'estero di Ruge per il murales che faranno a Paternò e a Genova. Lo ha sottolineato il Presidente della Commissione antimafia, però c'è altro, il Presidente del Bagno ha aggiunto come destinataria di quelli che saranno i proventi della raccolta fondi che faremo durante quella giornata. Un bell'evento in un momento per me anche molto importante, se non ricordo male 75.000 euro nel Consiglio di amministrazione, visto e considerate le grandi disponibilità artisti internazionali sarà successiva, però certamente